prima era questa zona giù, che c'è anche una piazza adesso, prima era la zona più antica del paese, Cadone, più antica e più poveri erano tutti quanti. Vede, questa è proprio antica, vede questa qui, che appartiene a questa casa ed è tutta vecchia. Ed erano pure anche più In mezzo poveri. ce n'è anche qualche altra più vecchia, di case vecchie. Questa quanti anni avrà, signore? Moltissimi, no. Questi io che sono anziana, che ho 82 anni, già non abitava nessuna persone anziane, sì. Quindi- Perché questa è disabitata, Ce n'è molte case disabitate qua, vede? molte case. Come sì. mai? Perché la gente, I giovani se ne vanno là. sono andati a lavorare fuori, sia in continente sia all'estero soprattutto. C'è molta gente, molti ragazzi all'estero. La gente è rimasta lì perché lì c'è il benessere. La piazza, E poi quanti anni ha questa piazza E qua? questa non è che ne avrà, quanti ne avrà? Massimo può averne 15 anni. Non 15 anni solo? sì, 15, massimo 20. Poi ci sono le cose di uno scrittore bittese, non lo so come, adesso non mi viene in mente come si chiama. Vabbè, a me c'è poco. Scritto in sardo, Zaspruvezza adesso i chinatu, Jossero, agosto, le serie di agosto, Zaspruvezza, le più anziane del vicinato, le sere nel mese di agosto si sedevano e sul mese dei capitani, nel mese di settembre, capitani in sardo e in italiano è settembre, si sediano a salbicocasa, le case avevano salbicocasa, si chiamavano, salbicocasa, furgane, il grano perché la portavano poi al mulino per fare la farina, lo pulivano nelle canesti, si sedevano fuori a germinare e a garminare a lana. Si facevano gli abiti di lana e la lana delle pecore la lavoravano, si lavava e la filavano, questo stravaglioso pronche colari sul tempo, per passare il tempo. Perché non c'erano, adesso compriamo tutto dal negozio, tutto confezionato, tutto di marca, perché ci sono i soldi. Capito? Ma allora la gente, Mario Pira, che era uno coso, Mialino Pira, a Zossignos hanno insegnato.
Vida e te amado Maria, sacrificosa vida e propria Maria. Dei tenori giovani, via. Siamo con Tenore romanzesimo. Io, Giuseppe Cristiano. Giuseppe. Salvatore. Salvatore. Contra e sono di Che cosa si prova a eseguire questi canti? È un'emozione continua, parlando di passione a livello musicale e non solo, ma anche tradizionale e spirituale. Quindi siete consapevoli dell'impatto dei tenori esibiti nel mondo? Cosa mi dici tu? Sì, certo, È una bella impronta mondiale. siamo molto orgogliosi di venire proprio da Bitti, che non per far parte di nessuno, ma Bitti è stato il primo paese a portare il tenore oltre i confini regionali. Quindi siamo molto orgogliosi, molto motivati, proprio perché veniamo da questo paese a cui il tenore è molto favorito, e noi siamo qui per innanzitutto soddisfare le nostre passioni, ma non solo, ma continuare proprio questo lungo viaggio. Grazie ragazzi e in bocca al lupo per il futuro. Eterno mi dia riposare Vida e te ne amado Maria.